L'adescamento online di una adolescente di Bassano costa le manette a un 47enne. L'inchiesta era partita dalla denuncia del padre agli agenti del commissariato. Il genitore aveva scoperto i contatti tra la figlia e un uomo conosciuto sui social. L'individuo aveva instaurato una relazione con la minore, inducendola a inviare immagini e video a contenuto sessuale. La Procura di Venezia ha contestato i reati di produzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale in modalità telematica e adescamento di minore. La Polizia Postale ha svolto accertamenti e perquisizioni. Nonostante un primo provvedimento del questore e il blocco dei profili, l'uomo aveva continuato a contattare la ragazza. Il GIP di Venezia ha perciò ordinato l'arresto del 47enne. Lo psicologo e psicoterapeuta Lino Cavedone, esperto del mondo giovanile, sottolinea: Complimenti al genitore che ha monitorato precocemente questo tipo di situazione. È chiaro che poi una ragazzina di 14 anni può vivere il fascino di un adulto che dimostra interesse nei suoi confronti dal punto di vista del femminile, quindi della sessualità. ma i genitori devono costantemente monitorare i figli. Anche se può sembrare una mancanza di fiducia nei confronti della figlia. In questo caso abbiamo uno sbilanciamento importante di potere decisionale, abbiamo un adulto che ha avuto sicuramente un blocco evolutivo per cui non si sente in grado di relazionarsi con un femminile adulto e si sente adeguato ad una relazione con un femminile acerbo, precoce. E quali sono i segnali che i genitori non devono sottovalutare? I cambiamenti dell'umore, le modalità di gestire anche l'abbigliamento, l'attenzione al trucco, quindi è chiaro che in queste situazioni tutti gli aspetti riguardanti la seduttività sono evidentemente accentuati.